Oh ragazzi, Arche Camper non mi chiama, qua passa 6 settimane e io ho comprato sta ventola della Noctua, forse l'avevo già detto, chi conosce sa che è un'ottima marca di dissipatori, ma fanno anche ventole per computer. E niente, proviamo a metterla, speriamo sia compatibile, una 9x9 perché avevo preso le misure dell'altra, e il frigo è 3 pin, io ho preso la 3 pin perché adesso fanno tutte le 4 pin, ok. L'attacco mi sembra è quello che andava nella piastra madre una volta dei computer, quindi quello è. Che tripoda vera calamita, perché coccolivi stranieri ventuti c'ha qualcosa da me, quindi ho chiacchierato con tantissime persone, è stato bello, gente da tutto il mondo, quindi sì, è bello rispolverare un po' la mia lingua inglese, mi fa ritornare un po' dietro col tempo. E tra l'altro ho conosciuto questo signore che è venuto qui a chiedermi aiuto per attivare una SIM, che è da Glasgow, c'era vicino a dove abitavo io. Glasgow era a 40 km da Ayr, conosce il posto dove stavo io, mi ha spiegato, abbiamo parlato anche del traghetto da utilizzare per andare in Scozia, eccetera eccetera. E figata. Una cosa invece strana che ho sembra di capire, di intuire, è che quando stai in un'area camper super settimana, ok, e automaticamente te sei un full timer, cioè è già la terza persona, stranieri, che anche loro per carità erano dei full time, chi pensionato o chi mezzo pensionato, nel senso che magari tipo questo, lo scozzese, ha detto sì, sono in pensione, però mi sono tenuto giusto quei 2 o 3 clienti così per arrotondare, perché non ho bisogno di soldi vivendo in van. E automaticamente tutti mi hanno chiesto da quanto tempo vivevo qua, cioè come fanno loro a sapere che cioè, cosa, c'è della faccia, c'è scritto, non lo so, questa è la roba strana. E quindi insomma ho trovato praticamente tutti i full timer, esatto, e questi se vedi full timer, perché se stranieri, quindi se può dire full timer, si possono utilizzare questi termini anglosassoni, mentre noi altri, tipo me, sono un che là è il camper come casa, non sono un full timer. Memo interno che forse torna utile anche a te. Mi hanno confermato, perché l'avevo già sentita sta roba, mi hanno confermato gli scozzesi che nel Regno Unito non è una cosa normale trovare il gas, quindi abbastanza, cioè, lo trovi, ma è un po' raro trovare il gas, quindi attenzione col discorso gas, a parte che io in teoria ci andrò d'estate. E la signora svizzera, la Madita, che il suo cane si chiama To Be, not Toby, To Be, come Shakespeare, be or not to be. Mi raccontava l'amico scozzese che adesso anche lì hanno più difficoltà economiche ancora rispetto a quelle che ti raccontai io quella volta, dovute all'arrivo della globalizzazione, ossia dei grossi centri commerciali, no? E di acquisti online anche, per carità. Ma mi raccontavano che ora sono stati, diciamo, abbastanza assegati, castrati per via di questa Brexit, ok? E sembra assurdo, dicono che c'è questa impossibilità, poi non so se è vero o se ho capito male, che gli extracomunitari, quindi italiani, eccetera, eccetera, non possono lavorare lì, soprattutto in certi settori, tipo l'agricoltura, eccetera. Quindi si ritrovano ad avere un sacco di posti di lavoro mancanti, ok? Tipo in Italia, che tutti offrono lavoro, non trovano i dipendenti, però quei fuori dal supermercato che ti domandi i soldi, quei ti trovi sempre da noi. Bye bye Palmanova! Beh, bellissima esperienza. Portati la bici e vieni a girare qui a Palmanova. Ah, che colori, gentile pubblico! Che colori che tu non vedrai in quanto siamo in controluce, vedi? Se col sole davanti te non percepisci i colori. Adesso forse un po'. Vedi il blu come blu, il verde come verde, il grigio come grigio, il giallo come giallo. Che tramonti, ragazzi, guarda il Cristo che te indica il tramonto, guarda che misteri è il tramonto, guarda, è il bilico della van life, vedi tu? I crucchi, notai, mette tutti a mastea sotto per non da scaricare, e se fa 50.000 viaggi per svolare il grigio, ma che senso ha, Dio caro? Cioè, non so, dai grigio qua. Oh, e guarda che sberega di antenna che là sto Flare Witch Project qua, porca miseria. Se arriva avanti una boada d'evento e va avanti con l'energia eolica. Poretta, l'avevo sempre tanto stanca, la porto in giro spesso per tenerla attiva, però proprio stanca la mia gioia. Siamo vecchi, dai,
senza star là tanto, punto. Pensa, io non ho mai letto L'arte della memoria di Giordano Bruno, che era sostanzialmente un trattato tutorial su come allenare la memoria e ricavare informazioni dai ricordi passati, ma provo a immaginare quante potenzialità non sfruttate che noi abbiamo nel nostro cervello. Io adesso sono a Valvasone, sono sceso a Valvasone e niente, ho iniziato a cantare come un pirla il pilota di Hiroshima, che è una bellissima canzone degli anni che furono. E mentre mangiavo il gelato ho avviato uno dei miei video che erano in programmazione, tu ovviamente l'avrai già visto da un pezzo, il quale come sigla finale aveva il pilota di Hiroshima e io ero proprio a Valvasone. Pensa a te. Poi uno pensa al paranormale, al misticismo, eccetera. In realtà no, è semplicemente il cervello che associa le cose. Per quello ti dico spesso non giudicare, osserva tutto, eccetera. Perché poi il cervello, che è una macchina potentissima, sotto sotto elabora. È il CP che non ha fiducia nella memoria umana. Perché quando è ora delle sue pappe, lei ti guarda con questa faccia come per dire: Vara de non desmentegarte, Vara che è ora di cena, non dimenticarti, sta attento. Vero CP? La cena... Lo so, sì, lo so, è là, sì, lo so. Lei mi dice lì, lo so, perché... Ma io comunque te l'avrei fatta, non è che te l'ho fatta perché tu mi hai guardato con quell'aria che mi ha detto, cioè stai attento a non dimenticarti la cena. Ti pare che io mi dimentichi? Ti pare che mi dimentichi della cena del CP? Ma no! Però ragazzo, una cosa ho imparato dalla vita, che c'è, non dico un errore, ma una mancanza nell'albanica legge della felicità, no? Che la felicità è un bicchiere di vino con un panino. In realtà la formula completa non è tanto il bicchiere di vino con il panino, ma magari 2 bicchieri di vino e non serve il panino, cioè tu capisci? Il punto è tutto sul vino, cioè il panino e il fa rima, ma te confonde idee. Cioè, dite in lingua originaria, in Veneto, cioè se con goto de vinte si contento, però immaginar codò, traduzione anche se così, la prosa della poesia, giusto per rovinare il tutto. Se con un bicchiere di vino sei felice, figuriamoci con 2, però vedi come casca tutto, come casca il mondo. Cioè, devi respirarla la poesia, non puoi razionalizzarla con la prosa, porca miseria. Quindi, springtime, Singano mattutino a Valvasone. È il singano di sempre, solo che è mattutino ed è a Valvasone. Begging for your arms, for you to hold around me. I went too far and kissed the ground beneath your feet. Begging for your love, begging for eyes to meet. In questo paesino che ho ritrovato più volte, il mio amico Andrea Spinelli, che ora poretto anche lui non c'è più. E vedi com'è quel discorso che facciamo degli insegnamenti, no? Gli insegnamenti diretti. Anche lui cosa ci ha insegnato? Lui aveva questa malattia, ne è venuto a conoscenza, questa brutta malattia, e sulla base di quella brutta malattia ha cambiato la sua vita, ok? E perché noi dobbiamo aspettare di avere cose del genere? Non possiamo già da subito pensare che anche noi siamo estremamente vulnerabili, che siamo polvere sotto al vento e pertanto perché rischiare? Perché non stravolgere adesso la nostra vita facendo quello che realmente vogliamo fare? Nulla di sensazionalistico, però andare alla ricerca di questa felicità, ossia di questo nostro io, di questo compiacimento del nostro io che appartiene solo a noi e non alla comunità, come ci vogliono far credere. I'm
try to reach for another soul so I can feel whole. Oh, games quando vieni a Valvasone ti consiglio vivamente il panificio Cozzetta, anche l'altro è buono, però guarda che dei briochini, poi c'è il pane medievale, delle pizzette fantastiche, butta l'occhio anche quando sei dentro che razza di forno fighissimo che hanno, c'è quelli proprio vintage, ma bello, vedrai che roba, mamma mia che disastro che sono. Anche questa cosa del panificio Cozzetta me l'ha insegnata alla fine Andrea Spinelli, ma non tanto perché mi ha detto vai lì che c'è il pane tipico alla zucca di Valvasone che è buono eccetera eccetera, ma perché io vedevo ogni volta che prendeva e andava apposta al panificio, andava qua, andava là, ha creato questa sorta di, adesso non vorrei esagerare i termini, riti magici, nel senso di quei riti che ti rievocano poi dei ricordi e dei piaceri. In effetti trovare tipo, per esempio, un panificio che fa il pane particolare, buono, che c'è la cassiera simpatica e tutto quanto, cazzo ti cambia la giornata. Io invece ero il tipo che arrivavo tipo a Valvasone, mi mettevo lì, lavoravo, hai capito? E me ne stavo un po' nelle mie. Mi mancava questo pizzico di magia che mi ha regalato Andrea Spinelli. Boia, ora il Flare Witch Project dei Crookie qua, cioè loro sì, se spaccano il vetro che tocca formuto, guarda che rassa è il vetro, guarda che rassa è misteri. Oh, guarda che bello sto Immer qua, mi sono sempre piaciuti tanto gli Immer. Te puoi fare anche van live? Sì, vedi tu che le scritte van, guarda là, vedi tu, van 374, vedi tu. Mentre sti misteri qua non capisce dove vate in giro, portate un bilico in giro, guarda che misteri. No, proprio bello, a parte i cerchi. Proprio bello, e anche il garage, sì, però secondo me il camion qua, il bilico là a girare tanto al mondo, vedi tu, guarda perché? Perché guarda le finestre piccole e alte, in più anche una sbarra, vedi la finestra a sinistra, che è una sbarra divisoria, che se uno anche arriva a entrare ha la sbarra del metallo, che non vi consente l'accesso, pensati. Pane medievale, ho preso fresco stamattina, c'è scritto proprio così il pane medievale con le farine particolari eccetera, e il garlic bread, che seria salsa all'aglio fatta da me, con l'aglio appena preso qui a Valvasone. È il famoso svuotafrigo. Ho finito di cenare, ma porca troia, già 5:30, amico, guarda i Crookie, cioè, pensavo era ora di cena. Il cuore rallenta e la testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado, una terra, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina in un buio di giostre in disuso. Qualche rom si è fermato italiano come un rame a imbrunire su un muro. Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia,
Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti e tutti buttavano via. E poi Mirka a San Giorgio di Maggio, tra le fiamme dei fiori a ridere e a bere, e un sollievo di lacrime a invadere gli occhi e dagli occhi cadere. Ora alzatevi, spose bambine, che è venuto il tempo di andare, con le vene celesti dei polsi. Anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio. Schwarz